Lo schianto del cuore. Un paletto zincato, gelido e immobile, all'incrocio tra via Roma e via Gramsci, nel cuore di Cuspini, è diventato l'ultimo testimone del viaggio di un uomo. C'è un legame invisibile che unisce chi non vuole smettere di capire. Suggellalo ora iscrivendoti al canale. È il pomeriggio del 12 maggio. Giovanni Battista Pedis, 73 anni, originario di Gonna Sfanadica, sta attraversando il centro abitato alla guida del suo furgone, un Renault Kangoo. Poi il buio improvviso. Non c'è stata frenata, non c'è stato errore umano, né colpa di terzi. Le indagini carabinieri e dei vigili del fuoco confermano il sospetto più amaro. Un malore improvviso che ha spento il motore della vita prima ancora dell'impatto contro il semaforo. Per 30 minuti i soccorritori del 118 hanno lottato contro un silenzio invincibile proprio lì, tra le strade che Giovanni conosceva bene. Ma il suo cuore si era già fermato, trasformando un tragitto ordinario in un addio immobile. Affinché queste storie non restino ombre senza nome, unisciti alla nostra comunità. La tua iscrizione e il tuo impegno a non dimenticare. Ci stringiamo con rispetto e profonda partecipazione al dolore dei cari di Giovanni Battista. Una perdita che lascia un vuoto incomunicabile nel cuore dell'isola. Grazie per la tua attenzione, Yassibiri.